Settimana cruciale per il sistema bancario italiano e veneto, che attende per venerdì il decreto del governo sulla ricapitalizzazione di MPS, ma anche di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Si parla di una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 miliardi di euro, in particolare per le due venete che si avviano a fondersi a gennaio dopo il richiamo della Banca Centrale Europea sulla necessità di aumentare la liquidità. Ci sono 100 giorni di tempo per predisporre un piano. A Vicenza, per fare il punto della situazione, è arrivato anche il segretario nazionale di First CISL, che abbiamo sentito al telefono. Ci aspettiamo certamente che il governo affretti i tempi di decretazione rispetto all'ipotesi di partecipazione pubblica agli aumenti di capitale sociale necessari per salvaguardare queste banche, per metterle in sicurezza. La situazione del Monte dei Paschi per le scadenze previste dalla BCE che non ha voluto prorogarle è sicuramente più urgente, ma certamente il problema riguarda anche altre banche, fra cui le due popolari. Il dossier MPS è il più delicato per il Paese, ma anche per il Veneto, visto che con l'acquisizione di Antonveneta la banca in regione detiene comunque il 6% dei depositi e quasi l'8,5% degli impieghi. La questione MPS deve essere risolta in modo assoluto e senza tentennamenti da parte del governo. Non sarebbe un deterioramento, un eventuale default del Monte dei Paschi, sarebbe una disgrazia paragonabile ad una guerra. Gli effetti sistemici sarebbero devastanti per tutto il sistema bancario, anche per le aziende sane. Poi pensiamo anche che il sistema bancario debba essere risanato a partire da una corretta gestione del credito deteriorato, affinché venga gestito anche quello nell'interesse dei territori e del Paese, non con una gestione rapida e speculativa. E a pesare c'è anche l'ipotesi di una nuova richiesta agli azionisti per un nuovo aumento di capitale per Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e l'ormai prossima fusione non rassicura i sindacati. Noi pensiamo che nell'immediato la fusione produca una riduzione degli attivi e tendenzialmente anche un peggioramento del credito delle due banche e quindi non aiuti le due banche a ritrovare redditività nel breve periodo, mentre invece la riduzione dei costi avrebbe dei tempi medio-lunghi. E infine il problema dell'occupazione. Sono stati annunciati tagli per migliaia di posti di lavoro. Contiamo che la nuova amministrazione sia capace di trovare soluzioni diverse da quelle che erano state prospettate dalla vecchia. C'è stata anche una polemica sulla liquidazione di Iorio dalla Popolare di Vicenza. Questi mega amministratori alla fine se ne vanno con buoni compensi, mentre le azioni dei risparmiatori sono al tracollo. Guardi, è dal 2013 che nel Parlamento italiano, sesta commissione finanze, c'è una proposta di legge popolare. Basterebbe recuperare quella legge per provare a cambiare le cose. Oggi siamo davanti allo scandalo ennesimo di un amministratore che ha guadagnato per 500 giorni, ci dicono 8 milioni di euro, cioè quanto veniva richiesto dalla procedura aperta originariamente da Popolare di Vicenza in termini di solidarietà ai lavoratori della banca. Cioè tutti i soldi che i lavoratori della banca mettevano come solidarietà dovevano servire a pagare lo stipendio dell'amministratore. A me non sembra che questa sia la destinazione più utile.